Buongiorno, ben ritrovati, buon primo maggio, edizione straordinaria, sono le 17:29, in primo piano oggi i dati del report regionale, quelli ovviamente di questa mattina, in attesa di avere poi il bollettino regionale di questa sera. Rispetto alla giornata di ieri ci sono 84 casi positivi in più nella nostra regione, quindi attualmente in Veneto le persone positive sono 7.779, 7.182 invece le persone in isolamento domiciliare. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in ospedale, 977, 13 in meno rispetto a ieri. Invariata la situazione delle terapie intensive, nessuna persona invece in più rispetto quindi a ieri in area critica, 5 invece i decessi in più rispetto a ieri. Quindi oggi, primo maggio, festa del lavoro, una giornata dedicata quindi ai lavoratori, tra questi ovviamente medici, infermieri e operatori sociosanitari in prima linea. L'ULSS 2 ha dedicato ai suoi uomini un video, vediamolo insieme. Quindi avete visto le immagini dell'ULSS 2 dedicate proprio ai lavoratori dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, ma quella di oggi è stata anche la giornata delle proteste pacifiche, dei commercianti, dei flash mob, iniziative in quasi tutti i comuni della regione dove i commercianti hanno simbolicamente riconsegnato le chiavi delle loro attività ai sindaci. Ne vorrei parlare proprio insieme ad Andrea Ferrazzi, senatore del PD, che vedo già collegato con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti. Non so se ha sentito, oggi in quasi tutti i comuni insomma ci sono state queste iniziative da parte dei commercianti che simbolicamente hanno voluto riconsegnare le chiavi dell'attività in segno proprio di protesta perché non riaprono e molti dicono ci sentiamo dimenticati. Beh, sa, una festa del lavoro senza lavoro è un problema. Credo non sia mai accaduto nella storia della nostra Repubblica una festa così. Una festa in cui non c'è la possibilità di scendere in piazza a festeggiare, ma soprattutto una crisi drammatica anche dal punto di vista economico. Ovviamente è una crisi che dipende da un'emergenza sanitaria di carattere gigantesco, mondiale, planetario. Guardi, proprio l'altro ieri ero al telefono con una mia amica che abita a Manhattan e la situazione è esattamente questa. Ma lo stesso gli indici del PIL di decrescita sono spaventosi per l'Italia, ma lo sono ancora peggiori per la Francia e per la Spagna. Ora, questa è la situazione ad oggi. Dopodiché è del tutto evidente che questa situazione va presa in mano, guidata come è stato fatto finora. Fino ad oggi l'emergenza era la sanità e tutti gli interventi che sono stati fatti hanno portato dei grandi risultati, come tutti gli elementi, tutti i dati di tutti gli studi scientifici degli ospedali stanno raccontando. Ecco, i commercianti dicono lasciateci lavorare con tutte le misure possibili di sicurezza per i nostri clienti, ma fateci aprire. Ma io credo abbiano ragione. Al netto degli speculatori e degli sciacalli, che ci sono degli agitatori della paura e del rancore pubblico che ci sono, che si infiltrano in questi momenti, i commercianti hanno ragione. Io credo, ed è quello che sto spingendo
a Roma, parlando con ministri, con altri parlamentari anche in questi giorni, che ci deve essere un unico criterio, che è quello della sicurezza nel mondo del lavoro. Perché è chiaro che ci deve essere sicurezza per l'imprenditore, ci deve essere sicurezza per i clienti, ci deve essere sicurezza naturalmente anche per i lavoratori. Quindi bisogna preparare dei protocolli, e anche molto velocemente, molto ma molto velocemente, dei protocolli di sicurezza sanitaria, dopodiché garantire questi protocolli in tutti i luoghi di lavoro. In tutti i luoghi di lavoro in cui questi protocolli di sicurezza sono funzionanti, si dia la possibilità di lavorare. Credo non mancherà a un'operazione, tanto tempo a un'operazione di questo tipo, ma bisogna farlo subito. Infatti uno dei punti cruciali proprio dei commercianti dicono non abbiamo capito, cioè va bene mascherine, va bene guanti, però manca proprio un protocollo, mancano delle misure. Alla ripartenza non sappiamo come prepararci. Beh, insomma, le misure in generale, i criteri di fondo sono chiari, che sono il distanziamento, che sono la sanitizzazione, la pulizia e via dicendo. Dopodiché, naturalmente, l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, no? Quelli personali, quindi guanti, igienizzanti per le mani, le mascherine e via dicendo. Dopodiché, naturalmente, soprattutto nei luoghi pubblici frequentati da più persone, vanno stabiliti luoghi per luoghi, occasione per le occasioni, le regole di comportamento affinché tutto possa svolgersi al meglio. Credo non sia impossibile farlo. Ecco, oggi infatti Luca Zaia, commentando questi flash mob, queste iniziative dei commercianti, diceva la risposta migliore che potremo dar loro è sia quella di convincere il governo di riaprire magari con un approccio differenziato tra le regioni, se così fosse riusciremo a risolvere velocemente questa partita. Guardi, lunedì, cioè tra 3 giorni, tra 2 giorni ormai, verranno aperti i luoghi di lavoro per 4 milioni e mezzo di italiani. Quindi un grande salto in avanti c'è. 4 milioni e mezzo di italiani non sono pochi, vuol dire che avremo flussi assolutamente importanti all'interno della città, dei territori e anche tra le varie città di spostamento notevoli, che ovviamente portano anche a una grande attenzione in questa direzione. Voglio ricordare peraltro che non è che siamo usciti dalla situazione della pandemia, ne stiamo uscendo, grazie a Dio, grazie a tutti gli interventi che sono stati fatti e posti a livello di governo. Ma il nostro paese è stato un paese che è stato il primo occidentale gravemente colpito. Noi stiamo piangendo 28.000 morti, non vorrei che ce lo dimenticassimo, e dobbiamo evitare in ogni modo che ci siano altri centinaia di morti o addirittura migliaia di morti. E abbiamo visto negli altri paesi che avevano inneggiato, aperto tutto, che sono tornati indietro alla velocità della luce. Quando Boris Johnson in Gran Bretagna immaginava esattamente questo e diceva facciamo un'operazione complessiva in cui teniamo tutti aperti, dopodiché ci sarà l'immunità di gregge attraverso il contagio, se l'è beccato lui il virus e ha capito bene di che cosa stavamo parlando. E lo stesso sta facendo Trump al di là dell'oceano. Quindi, detto questo e posto questo, noi dobbiamo andare avanti nella direzione di cui dicevo io adesso. Dopodiché, regione per regione, guardi, ci sono delle situazioni nazionali che vanno coordinate. Io sono un federalista convinto da sempre, ma è del tutto evidente che quello che sta facendo, per esempio, il presidente della Calabria è una sciocchezza. Tanto è vero che tutti i sindaci, sia della sua parte politica che non della sua parte politica, quindi al di là dell'appartenenza politica, hanno detto ma cosa stai facendo? E hanno fatto delle ordinanze per contraddire l'ordinanza regionale. Ora, a lei le pare che all'interno di una situazione di paura, di insicurezza generale, in cui i cittadini devono avere regole chiare ed essere rassicurati, possiamo permetterci un quadro di questo tipo? Allora ci vuole innanzitutto buon senso e la capacità di non strumentalizzare mai a livello politico i ruoli istituzionali. Ecco, fra l'altro poi queste decisioni personali infondono anche insicurezza e confusione poi nella gente, perché non si capisce più che cosa si possa e che cosa non si possa fare. Veda lei, mi pare del tutto evidente che questo accade, no? Dopodiché io sono d'accordo che siamo un paese in cui da regione a regione ci sono delle situazioni diversificate e allora in maniera diversificata si possono studiare i diversi approcci, ma all'interno naturalmente di una cornice che deve essere una cornice nazionale, anche perché vede, noi stiamo parlando di regione Veneto rispetto alla regione Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, eccetera.
ma non è che il virus ha dei confini, il virus gira, va, passa e di conseguenza ci deve essere la massima attenzione per un coordinamento generale delle politiche. Avere un Presidente del Consiglio e un governo nazionale deve avere un quadro nazionale, non può avere solamente un quadro locale. Dopodiché deve naturalmente ragionare, costruire insieme agli governi locali tutte le decisioni in modo tale che ci sia il miglior coordinamento possibile e soprattutto evitare di creare paura e sconcerto tra i nostri cittadini. Non mi pare ce ne sia bisogno. Ecco, un'ultima domanda su questo. Si poteva ipotizzare magari una riapertura dei negozi prima del 1° giugno? Sembrava fosse così, si sta discutendo, ancora non c'è una decisione. Io lo auspico e l'ho anche detto, come l'ho accennato prima, sto anche spingendo in questa direzione per quanto posso, per quanto non sono nel governo, quindi faccio parte del Senato, ma ho un ruolo distinto. Io lo auspico naturalmente all'interno delle regole di cui parlavo prima, perché vede, i posti di lavoro non sono nulla. Un imprenditore rischia il proprio, ha bisogno di sopravvivere lui e dell'azienda nel medio e lungo periodo, non solo del breve. Ora è vero che il governo ha messo in piedi delle operazioni straordinarie da ogni punto di vista e le altre le sta mettendo appunto sul tavolo, però queste sono, come dire, situazioni per arginare un momento di assolutamente inedito e grave, ma poi deve essere l'economia a riprendere autonomamente con la propria forza. Ecco, abbiamo parlato anche dal punto di vista politico. Volevo chiederle quanto detto da Renzi a Conte nell'intervento in aula al Senato dopo l'informativa del Premier. Renzi dice: se sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia Viva. Che cosa pensa? Una sorta di ultimatum? Ma guardi, a me francamente non pare che Conte abbia usato il populismo. Qualcuno è arrivato addirittura a dire che Conte stringe i cordoni perché vuole mantenere gli italiani chiusi in casa, ma questa è una follia perché è del tutto evidente che la gente si arrabbia, la gente non ne può più di stare dentro le mura domestiche, no? E quindi un governante che dovesse scegliere una strada di questo tipo è come minimo o è uno scemo o è un autolesionista. Non credo che Conte sia né l'uno né l'altro. Io credo che invece si debba a livello nazionale, a livello locale, mettere, come dire, da parte tutte le polemiche. Noi ci siamo confrontati anche tra di noi, anche con la sua importante emittente televisiva, ma lei non mi ha mai sentito fare una polemica gratuita con gli amministratori, i presidenti di regione Zaia o sindaci anche di altre parti politiche. Naturalmente ci sono posizioni diverse, ma noi dobbiamo sempre in generale, ma in particolare durante momenti come questi, tenere la barra dritta. Ci vuole unità nazionale, il che non vuol dire che non ci possono essere le critiche, ci mancherebbe altro, ma la finalità delle critiche deve essere quella di fare bene e non quella invece di distruggere. Mi pare che ci siano un po' le condizioni adesso nazionalmente per continuare in questa strada. Io credo che anche il governo possa e debba procedere in questa direzione. Le parole però di Renzi sono suonate un po' a tutti come un ultimatum, qualcuno già diceva un possibile crisi di governo. Ma guardi, sinceramente mettersi a parlare adesso di crisi di governo nel momento in cui c'è un'urgenza immane di dare soluzione ai problemi degli italiani mi sembrerebbe una follia. Una follia ancora peggiore sarebbe quella di un governo al buio, lasciando appunto il paese senza guida in un momento come questo. Quindi credo sarebbe incomprensibile, non credo proprio che sia questa l'intenzione di Renzi e immagino, spero, di nessun altro nel nostro paese. Ecco, si diceva anche, invece Renzi d'accordo, insomma non si può andare a votare sicuramente in estate, su questo è sicuro, insomma. Ma l'ha detto Salvini contraddicendo Zaia stesso, l'ha detto qualche giorno fa, ma è la posizione che io ho sempre mantenuto, che noi abbiamo sempre mantenuto. C'è stata una dialettica interna anche nelle varie forze politiche, ma a lei le pare sensato dire agli italiani che siamo dentro la pandemia e dobbiamo stare molto e molto attenti e indire adesso le elezioni per votare tra 2 mesi? Ma le pare sensata, le pare possibile una cosa di questo tipo? Cioè elezioni che sono un momento da celebrare come fondamentale della democrazia, quindi per farsi conoscere e senza poter farsi conoscere da parte dei candidati e soprattutto senza avere la possibilità da parte dei cittadini di conoscere i candidati.
Questo forse può far comodo a qualche presidente di regione uscente, a qualche sindaco uscente, ma è così la democrazia che funziona? Direi proprio di no. E allora aspettiamo qualche mese e quindi a ottobre io immagino sia quella la data migliore, i primi di ottobre c'è tutta la possibilità di fare adeguatamente una campagna elettorale in sicurezza e poi riprendere nella normale vita democratica. Le faccio un'ultima domanda, tornando invece al discorso dei commercianti. Ieri alcuni sindaci dicevano a noi in diretta straordinaria, dicevano perché non scegliere un comune, ad esempio come iniziativa, un comune test, aprire insomma ristoranti, negozi, parrucchiere e vedere in una settimana cosa accade. L'avevano chiesto alcuni sindaci del Trevigiano e un sindaco anche del Padovano. Lei che cosa pensa di una cosa del genere, di un test simile? Ma guardi, può anche essere un'idea, di sicuro dobbiamo evitare di fare forzature, perché vede, la cosa peggiore sarebbe quella di aprire e dopo 10 giorni dover richiudere. Dal punto di vista del contraccolpo economico e psicologico della nazione sarebbe terribile. Quindi molto meglio è avere ancora qualche giorno, diciamo, di dura resistenza e dopo aprire in totale sicurezza. Poi le aggiungo quello che già dicevo prima, quando c'è la possibilità di aprire anche con sperimentazioni intelligenti, si faccia pure. Le aggiungo peraltro che nelle prossime settimane noi avremo degli appuntamenti nazionali straordinari, perché abbiamo votato proprio mercoledì scorso, 3 giorni fa in Senato, il DEF, quindi il documento diciamo del prossimo anno, il grande bilancio dello Stato del prossimo anno, e abbiamo votato anche lo scostamento al deficit, cioè consentendo quindi al governo di preparare finalmente quel grande decreto da 55 miliardi che è la più grande mobilitazione di risorse pubbliche nella storia della nostra Repubblica, a favore appunto di chi? Di tutti, di lavoratori, commercianti, imprenditori, delle scuole, dei servizi per i nidi, dei servizi per i nostri bambini e via dicendo. La ringrazio davvero per Grazie a aver lei. accettato il nostro invito e per essere stato con noi qua in questa diretta straordinaria. Grazie davvero, Grazie a lei, arrivederci. buona continuazione di Arrivederci. giornata, grazie. Grazie, grazie. Dunque, insomma, avete sentito, oggi è stata questa giornata appunto di proteste, di iniziative, anche per far sentire, insomma, la loro voce, i commercianti, per chiedere aiuto, per chiedere di riaprire la propria attività, di poter lavorare. Sono ormai 2 mesi che le loro attività sono chiuse e il rischio ormai, insomma, è che possano rimanere chiusi un altro mese intero, ed alcuni commercianti, lo vedrete poi nel corso del nostro telegiornale, anche nel corso del telegiornale di Treviso, hanno detto insomma il rischio è che qualcuno non possa nemmeno più riaprire. Ed oggi l'assessore regionale al lavoro Donazzana ha portato la sua solidarietà ai commercianti che hanno protestato anche a Bassano e Vicenza, in collegamento via Skype con la nostra diretta. Ha criticato le prefetture che nelle scorse ore hanno chiesto ai sindaci di non autorizzare questi flash mob e sit-in. Sentiamola. Io credo che già a maggio, quando si vedrà mancare 3 mesi di lavoro, 3 mesi di lavoro, con le persone che avranno fame, con le bollette che arrivano, dalla telefonia all'acqua, luce, gas, alla sopravvivenza per sé e per la propria famiglia. Stamattina un sacerdote mi ha chiamato e mi ha detto: sono venuta in parrocchia ieri, la mamma a dirmi che hanno 2 figli, il marito è in cassa integrazione, non ha preso un soldo, lei faceva la parrucchiera e il figlio più grande è stato licenziato. Ma di cosa parliamo? Cioè, o noi parliamo di economia reale, che si può coniugare col rischio sanitario, che si deve, non si può solo, si deve coniugare col rischio sanitario, perché dovremo convivere con questo virus e probabilmente con altri nel tempo. Ma noi non possiamo solo dire, perché il governo non è in grado di dire niente di diverso, che è tutto chiuso, che stiamo chiusi in casa. Signori, non è possibile vivere chiusi in casa, non è proprio possibile. E lo dico da assessore al lavoro, la festa del 1° maggio, del lavoro che non c'è, avete fatto bene a titolarlo così, che la cosa che mi ha colpito è che i prefetti, quello di Vicenza in particolare, che conosco come persona attenta al mondo dell'economia, che so che sta sentendo su di sé la responsabilità, ma non si può dire, non potete, è chiaro che non si può manifestare, non potete esprimere il vostro pensiero insieme, in piazza, in un giardino pubblico,
perché state violando la normativa. Guardate, stiamo parlando che se avessero tenuto il pugno duro così, con delinquenti e spacciatori, con tutta la polizia messa come stanno mettendo a noi a controllarci se ho l'autocertificazione, se non ho l'autocertificazione, se ho tenuto il negozio aperto e perché, e magari stai facendo le pulizie, beh, se tutto questo pugno duro l'avessero tenuto con spacciatori delinquenti, forse ecco la nostra rabbia sarebbe anche minore, lo dico da cittadina in questo caso. Ed oggi Luca Zaia nella sua consueta conferenza stampa a Marghera ha detto il Veneto con questa crisi a causa del Covid-19 perde 50.000 posti di lavoro, 35.000 dei quali solo nel mondo del turismo che comprende bar e ristorazione, quindi l'ha sottolineato proprio oggi il governatore. Il quale ha osservato che sulle aperture direi che la situazione dice è in progress, nel senso che stiamo discutendo le modalità da attuare, le scelte da portare avanti da dopo il 4 di maggio. Tra i temi al centro dell'attenzione di Zaia, quello che ormai è un problema sociale, un grande tormento per molti, che è quello delle altre attività produttive come quelle del servizio alla persona, parrucchiere, settiste, della ristorazione dei bar, del divertimento, turismo, che hanno un indotto, dice, importante nella nostra economia. Il Veneto, ha continuato a dire Zaia, può aprire tutto, ovviamente su base solida di una certificazione che ci dà il comitato scientifico, ma noi potremo, dice in linea di principio, affrontare qualsiasi tipo di apertura. Così il Presidente appunto oggi ha detto, il tema di capire se tutti noi entriamo nell'ordine delle idee, che non è finita e che stiamo convivendo con il virus. La mascherina è una delle condizioni sine qua non per fare questa battaglia. Penso che la direzione, sentendo i vari colleghi, ha detto andrà verso la riapertura differenziata tra le regioni. Ed ovviamente ci sono anche molte persone che sono rimaste, vedo però in collegamento abbiamo, quindi la metterei subito in onda, Monica Zanlorenzi, che è una parrucchiera di paese ed è una delle categorie che è rimasta, che rimarrà chiusa probabilmente per un altro mese, ed è una delle categorie che oggi ha appunto sta manifestando, riconsegnando le chiavi simbolicamente ovviamente delle proprie attività al proprio sindaco. Buon pomeriggio Monica. Buon pomeriggio. Dunque si parlava proprio di questo, situazione difficilissima soprattutto per voi, insomma, della categoria della cura alle persone, ma non solo, anche ristorazione e albergatori, insomma, situazione difficile, potrebbe rimanere chiusa la vostra attività per un altro mese. Sì, è molto difficile per noi, soprattutto questo mese, anche perché non ce l'aspettavamo, è stata proprio una doccia fredda per tutti noi. E la nostra categoria è una di quelle che sta soffrendo tantissimo, anche perché sinceramente non abbiamo delle risposte chiare nel fatto che comunque noi abbiamo sempre lavorato rispettando le regole sanitarie, quindi lavoriamo con guanti, con mantelline, monouso, e quindi siamo una categoria che sta soffrendo e il perché non lo sappiamo. Ecco, fra l'altro ci diceva, insomma, molti parrucchieri ci dicevano anche, non solo i settisti, ma anche altri commercianti, ci dicevano il rischio è che non riapriremo più, insomma, troppe spese e insomma 3 mesi sono lunghissimi. Sì, anche perché non siamo stati aiutati dallo Stato. L'affitto continuiamo a pagarlo, le tasse arrivano, giustamente i fornitori li dobbiamo pagare, le bollette arrivano, cioè dobbiamo sostenere tutte queste spese. Ormai abbiamo finito i soldi che avevamo messo da parte da sacrifici che abbiamo fatto noi. Abbiamo anche dipendenti, perché c'è gente che ne ha 1, 2, 3, anche chi ha saloni che ne hanno 10. Il punto di domanda, se continuiamo a tener chiuso, come facciamo cioè, a tenerli assunti? C'è il rischio anche di licenziamenti. Ecco, non so se hai sentito, durante l'edizione ci sono stati diversi flash mob, diverse iniziative, insomma la riconsegna delle chiavi, una protesta pacifica, simbolica.
Sì, io per esempio l'ho fatta ieri sera, la consegna delle chiavi è un simbolo come per dire, cioè se non mi fai riaprire, prenditi il negozio e prova ad andare avanti tu, se ce la fai, però con l'incasso che abbiamo noi, con le spese che abbiamo noi. Che E cosa... vediamo se capisci cosa vuol dire lavorare. Ecco, ci ha detto una doccia fredda, quella sentita dal Premier Conte quando ha annunciato, insomma, la chiusura ancora dei vostri negozi. Vi aspettavate il 1° giugno? No, sinceramente no. Non ci aspettavamo neanche il 5 di maggio. Speravamo l'11, massimo 18. Il 1° giugno veramente è stata una doccia fredda, ma fredda, veramente fredda per noi. Ecco, un mese che cosa potrai fare? Cosa farai? Noi continuiamo la nostra battaglia giustamente per farci vedere che insomma abbiamo bisogno di lavorare, perché a noi non interessa i soldi dello Stato che comunque non ce li dà. Abbiamo capito che non ce li dà. Allora, visto che non me li dà, ci dia la possibilità di lavorare. Noi vogliamo lavorare, ci dia delle regole da rispettare, noi le rispetteremo tranquillamente, non abbiamo problemi, non abbiamo paura, ma l'importante è lavorare. Se non mi farà anticipare l'apertura, comunque noi scenderemo in piazza, andremo avanti con le nostre idee. Ecco, molti ci dicevano, insomma, e ci raccontavi anche tu, insomma, molti hanno deciso di non riaprire in ogni caso. Sì, io ho colleghi, ne ho sentita una stamattina e lei sta gettando purtroppo le chiavi proprio. Lei ha detto basta perché c'è gente in difficoltà. Questa ragazza ha un negozio e è da sola, e quindi mantenersi sia a casa che l'affitto in negozio non gli è più fattibile, non ce la fa più. Ecco, E rischia questo. ecco, la cosa che ci dicevano anche molti tuoi colleghi era perché noi non possiamo riaprire, che siamo su appuntamento, può entrare una alla volta, insomma, trovare una soluzione. Ma in effetti quello che siamo rimaste male soprattutto è questo. Abbiamo sempre lavorato su appuntamento, la maggior parte dei parrucchieri lavora per appuntamento e quindi non ci sono problemi. Facciamo il distanziamento, perfetto, toglieremo una poltrona tra una cliente e l'altra. Siamo in due, in tre, ogni collaboratore avrà la sua cliente, quando esce ne entra un'altra, si fa per appuntamento distanziati. Il problema non c'è. Quello che ci ha fatto arrabbiare in effetti è stato che un trasporto, un mezzo di trasporto può trasportare in 35 metri quadri 15 persone. Noi, io per esempio, un salone di 65 metri quadri, siamo in 4, non può starci 4 persone dentro. Cioè, abbiamo bisogno di queste risposte. Ecco, c'è anche una sorta di confusione su come ripartirà poi, nel senso che qualcuno ci diceva cosa dobbiamo mettere, dei pannelli, dobbiamo mettere dei divisori, questo ancora non si sa. Sì, questo ancora non abbiamo un piano di regole ben precise. Spero che si mettano a tavolino per darle, però che si mettano anche un attimo con la mano sulla coscienza, nel senso che cioè, com'è possibile anche lavare una testa con plexiglass davanti? Cioè, anche perché se il cappello viene lavato, il virus va via lavando. Quindi penso che noi siamo uno degli unici negozi parrucchiere estetiste dove c'è più pulizia, più igiene, usiamo i prodotti per igienizzare, per gli strumenti li sterilizziamo. E questo è il fatto che non capiamo. Monica, grazie davvero per aver accettato questo invito ed essere stata con noi. Speriamo veramente che possiate riaprire quanto prima, insomma, anche per salvare le attività ed il lavoro, insomma, che direi che è molto importante. Grazie davvero, Grazie. Monica. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Dunque avete sentito, insomma, le difficoltà sono davvero tante, abbiamo sentito la testimonianza di questa parrucchiera. Ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torneremo qui in studio.
Siamo tornati in studio con questa edizione straordinaria, sono le 18 ed è appena arrivato il nuovo report regionale delle persone contagiate. Sono rispetto a questa mattina 41 casi positivi in più, quindi attualmente nella nostra regione le persone positive sono 7.694, mentre sono 7.182 le persone in isolamento domiciliare. Continua a diminuire anche il numero delle persone ricoverate in ospedale, quindi meno 13 rispetto a questa mattina, sono 964, invariate, questa è una buona notizia, invariata il numero delle persone in terapia intensiva, che sono rimasti a 110, 4 i decessi in più rispetto appunto a questa mattina. Ed ora siamo in collegamento con Marino Rolfi, che è uno chef. Intanto buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori di Antenna 3 da Marino Chef. Ecco, lei è di San Bonifacio, quindi del Veronese? Sì, ecco, abito a San Bonifacio, sì. Ecco, lei ha studiato delle ricette per questa quarantena. Sì. Ce ne può parlare? Sì, io ho studiato queste ricette per questo periodo di Covid-19, in quanto essendo comunque un periodo anche dal punto di vista economico, e quindi non è che tutti hanno la possibilità, non c'è lavoro, e quindi cosa possiamo cucinare con dei prodotti che abbiamo in casa? Come riusciamo, sempre mantenendo anche un valore nutrizionale comunque alto, e quindi ho cominciato un attimino a pensare e ho fatto queste ricette appositamente veramente fantastiche, partendo dagli antipasti a finire i dolci. Ce ne spiega una velocemente, non so, Sì. un primo o un secondo? Allora, vi voglio parlare ad esempio di, come ho detto prima, la famosa frittata di pane. E noi prendiamo una padella, prendiamo una noce di burro, facciamo sciogliere il burro, mettiamo il nostro pan grattato e lo facciamo un po' tostare. A parte in una bowl o in un piatto a casa prendiamo le nostre uova, prendiamo la nostra cipolla tagliata a julienne o a fettine, a strisce piccoline, aggiungiamo un po' di sale, un po' di pepe, sbattiamo l'uovo e poi mettiamo il tutto nella padella assieme al pane grattugiato e il burro. Faccio questo composto, do una piccola mescolata, un paio di minuti, poi la versiamo nel piatto. Ricette semplici, chef? Sì, una ricetta molto semplice, però anche allo stesso tempo ricette che si facevano una volta, che riempivano la pancia, perché quindi anche in tempi molto si parla anche della seconda guerra mondiale, quindi si usavano molte patate, pan grattato, le uova anche se c'erano, e quindi cose che gonfiavano lo stomaco e quindi dopo si andava a dormire. Ecco, se lei dovesse pensare insomma ad un menù, visto che insomma, si può andare a fare la spesa, però alcuni dicono, ma soprattutto gli anziani hanno paura, quindi rimangono a casa, le cose insomma, Sì, che tutti hanno a casa, una cosa insomma, che si può fare velocemente e con poche cose. sì, beh, basta guardare questo piatto, che comunque le uova ce le abbiamo tutti quanti, il pan grattato, se non ce l'abbiamo, e comunque tutti quanti comprano il pane, e poi invece di buttarlo via lo facciamo seccare, lo grattugiamo e quindi lo riutilizziamo. Oppure un piatto, abbiamo tutti quanti in frigo comunque il pomodoro, il sedano, la cipolla, le carote, sono comunque tutte cose che abbiamo tutti quanti noi nei nostri frigoriferi, lo ripeto,
e quindi con quello possiamo fare un brodo, possiamo fare un primo piatto, una buona pasta comunque a base di verdura tagliando tutta quanta a cubettini, quindi è un piatto che fa anche bene. Eliminerei in quel caso lì il burro che è pesante, anche se è più gustoso, e lì ci aggiungerei olio extravergine d'oliva, un filino, un po' di formaggio grattugiato, se non c'è fa niente, e lo saltiamo e versiamo nel piatto. Senta, se dovesse dare qualche consiglio ai nostri telespettatori, perché il problema dicevano rimaniamo a casa, insomma qualcuno dice rischio di mettere qualche chilo in più, insomma che consigli darebbe in questo momento in cui si sta più fermi, ecco? Guarda, io dico anche quello che dicono i dottori e poi anche quello che insegno, perché essendo anche un formatore riconosciuto dal MIUR, io dico sempre e posso consigliare a tutti i nostri ascoltatori di Antenna 3, innanzitutto abbiamo bisogno di fare attività fisica. Quindi in questo momento non è che non possiamo dire non ho tempo, in questo momento anzi abbiamo più tempo, mangiare 5 volte al giorno i pasti perché stimola il metabolismo, finito i pasti invece di sederci sul divano, andare a fare una camminata almeno di 40 minuti a passeggio, quindi anche digeriamo i nostri pasti, cerchiamo di mangiare molta frutta, molta verdura. Nella frutta comunque dobbiamo stare attenti perché tanta frutta ha degli zuccheri, quindi fa male. Quindi insomma associata a frutta, verdura, carne, la pasta a pranzo, quello che dicono, dopo ci sono dottori che dicono che si può mangiare anche a cena, ma di solito è quello a pasta, un po' di carne, tenersi leggeri alla sera e poi e basta, insomma, questo è il consiglio che io posso dare. Senta, lei è fra quelle categorie, insomma, che sono più colpite, nel senso che ristoratori eccetera, albergatori rimangono ancora chiusi. Lei che cosa pensa di questa decisione, insomma, del Premier? Guardi, io sono uno chef che oltre che essere un formatore o ho un catering piccolo, quindi sono un piccolo imprenditore che sono saltati molti lavori e quindi sono dei mesi che siamo a casa senza prendere un euro. Abbiamo perso molte, come si dice in termine tecnico, commesse, come Certo. si vuole chiamare, contratti. E quello che la posizione del Premier, dico la verità, non sono d'accordo perché sono stati promessi 600 euro a fronte di altri paesi comunque europei che hanno ricevuto sul conto chi 6.000, chi 9.000, quindi in termini molto rapidi. Un mio pensiero personale, io ti posso stare anche 3-4 mesi tranquillamente a casa, se tu governo mi dai una mano, mi aiuti, perché no? Perché comunque i soldi ci sono, non è che non ci sono e che non li vogliono tirare fuori. E come parlando anche con altri colleghi, comunque siamo tutti d'accordo sul dire sì, però te non ti sei tolto i soldi ogni mese ce li hai, e sentire sempre queste frasi daremo, faremo, tutte queste cose qui, ormai noi italiani siamo stufi e conclusione, non sono d'accordo quello che sta facendo, e per quanto riguarda anche la riapertura delle attività di ristorazione poteva farlo molto prima, seguendo tutti quanti noi, seguendo comunque delle direttive ministeriali senza nessun problema, però poteva farci riaprire. Ecco, le perdite ovviamente sono tante, sono grosse perdite ovviamente per tutte le attività, quelle soprattutto poi che non potranno riaprire fino al 1° di giugno. Si diceva appunto nei ristoranti diventa ancora più problematico perché ovviamente le sale sono quelle e la difficoltà di distanziare le persone è un problema effettivo. Lei che cosa pensa?
Ma questa storia del distanziamento, sinceramente, io dico la verità, non sono d'accordo perché ci sono ristoranti che hanno 80 coperti e facendo come vuole il governo arriviamo a 40 coperti. Sinceramente, io ho colleghi che mi hanno telefonato e mi hanno detto è stato un piacere conoscerti, io non riaprirò il 1° giugno e quindi queste cose poteva essere fatto ad esempio nel mese di giugno come un mese prova, ad esempio, basta guardare comunque Abbiamo... alcuni paesi europei che comunque riaprono i ristoranti, poteva essere fatto un attimino già i primi di maggio, tu governo potevi vedere come stava andando avanti il picco comunque di casi di coronavirus e se vedevi che andava giù benissimo si iniziava tranquillamente la stagione, ma non farlo a giugno quando la stagione è già in pieno regime. Facendo così ci sarà poco guadagno e tanti licenziamenti. Basta pensare a circa 50.000, come si diceva prima, ho sentito il Certo. politico, circa 50.000 persone comunque che rimarranno a casa. Ecco, lei mi scusi, diceva prima, se non ho capito male, che appunto dei suoi colleghi le hanno già detto che molto probabilmente non riapriranno il 1° giugno. No, non riapriranno e quindi mi hanno detto è stato un piacere conoscerti e quindi veramente è un dispiacere per me. Io, essendo un'attività piccolina, quindi che non ha comunque dipendenti, io quando ho catering o qualche evento sono tutte persone a chiamata, quindi bene o male non mi tocca più di tanto, però sempre non ci sono entrate. Io sono da mesi come tutti quanti, ecco, i piccoli imprenditori Sì, che stiamo molte aspettando. disdette, insomma, ovviamente. Abbastanza e non poche, e quindi difatti in questo periodo qui anche per tenersi un attimino con la testa, come posso dire, impegnata e quindi per questo ho voluto fare questo libro dove parla di ricette, dove che parla anche di aperitivi analcolici, poesie, cose, anche per aiutare le persone in questo momento qui che può addolcire un attimino la pillola, insomma, stando a casa. Siccome tutti sono diventati dei bravissimi cuochi in questi 2 mesi a casa, si sono dilettati in varie pietanze, insomma, poter vedere il suo libro, leggerlo e ad avere queste ricette, insomma, potrebbe sollevare un po' il morale della gente che sta a casa. Infatti, difatti tante persone anche sulla mia pagina Facebook mi hanno chiesto ma tu perché non fai video ricette? E io rispondo a tutti quanti, anche prima ho risposto al mio carissimo fans che mi segue, io ho detto guarda, ho scritto sul libro, ci sono tanti colleghi che fanno video ricette, quindi sinceramente io sono comunque una persona che si tiene un po' da parte e fa altre cose, insomma, che può essere insomma, più interessante. Ecco, quindi tutti cuochi, tutti chef in questo periodo, è vero. Ecco, per chi volesse, le rubano il lavoro poi, per chi volesse trovare, vedere le sue ricette, dove le può trovare? Allora, beh, innanzitutto il libro si chiama, è un secondo libro, questo che ho pubblicato, I trucchi dello chef di Caminato Editore International, che lo potete trovare online e a breve nelle librerie quando andrà in stampa, le ricette al periodo della pandemia di Marino Rolfi Ecco, su internet. le chiedo un'ultima cosa, Sì. il fatto del servizio a domicilio, il poter portare a casa, questo può aver salvato in qualche maniera, insomma, almeno in parte, qualche ristoratore, qualche barista? Beh, guardi, se vogliamo pensare il takeaway, chi ha una pizzeria per asporto in questo momento guadagna sicuramente di più, ma un ristorante che fa per asporto conviene sinceramente tener chiuso o aspettare il 1° giugno oppure conviene tenere chiuso. Assolutamente non c'è nessun guadagno perché dal momento che io apro
e comincio a preparare. Dopo ci sono le bollette del gas, luce, fornitori. Se tu non paghi i fornitori e dopo 3.000 euro ti possono, vai con le cartelle in tribunale per fallimento. Cioè è tutto un iter, io sconsiglio sinceramente. Quindi lei dice ormai a questo punto aspettare il 1° giugno? Sì, perché comunque anche se noi gridiamo nel senso, gridare nel senso metaforico, cioè o si cerca di essere uniti, si cerca di fare anche un tavolo di trattative, perché io comunque sono membro della Federazione Italiana Cuochi, che è anche il Presidente del Consiglio, potrebbe anche ascoltare le nostre richieste, sempre seguendo la sanità, seguendo le direttive, senza nessun problema. Siamo qui pronti noi, però facci aspettare il 1° giugno e la nostra veramente è un soffocare per quanto riguarda la ristorazione. Lei ha visto oggi diverse manifestazioni, insomma, in tutta la regione, flash mob, qualcuno ha riconsegnato, insomma, i piccoli commercianti hanno riconsegnato le chiavi ai sindaci come protesta simbolica. Sì, mi è dispiaciuto vedere questo, da una parte sono contento che hanno avuto comunque, dovremmo essere tutti quanti uniti sempre di più, però dall'altro canto io sto vedendo comunque il nostro presidente Luca Zaia che veramente sta facendo tutto quanto, non ci sta abbandonando. Io a volte mi chiedo, ma questo uomo dorme? Perché è veramente cerca di fare il massimo per noi veneti. Ormai siamo quasi in chiusura, le volevo chiedere una ricetta prima di lasciarci, una ricetta poi per stuzzicare i nostri telespettatori. Allora, una ricetta molto veloce sono le palline di marzapane. Avremo bisogno di 130 grammi di zucchero, 130 grammi di mandorle, un albume. Noi tritiamo e spelliamo le nostre mandorle, prendiamo la nostra chiara d'uovo, mettiamo la scorza di limone biologico per togliere anche quel gusto e per dare anche dall'altra parte un gusto in più, perché l'uovo comunque ha un gusto un attimino e noi col limone lo togliamo. Con le nostre mani facciamo questo impasto e poi mettiamo in un vassoio, sopra mettiamo la carta forno, mettiamo queste palline, le mettiamo in frigo un paio d'ore e poi ci possiamo mettere eventualmente, chi piace chi no, della frutta candita all'interno. La ringrazio davvero Marino per lei. essere stato con noi, insomma sicuramente i nostri telespettatori sicuramente andranno a vedere il suo libro, insomma un libro su questa quarantena, purtroppo una cosa positiva in quello che è accaduto. Purtroppo sì, spero che i nostri telespettatori possa piacere quello che ho scritto. E sperando anche insomma, che possiate riaprire le attività quanto prima in modo da salvare veramente il più possibile, soprattutto i ristoranti, ma non solo, perché sarebbe davvero un peccato madornale insomma, veder chiudere ristoranti, attività e categorie insomma. Sì, perché non è che sia proprio bello sapere che i colleghi non riapriranno più. Io spero tantissimo. E voglio anche ringraziare Antenna 3 perché attraverso la giornata comunque voi date delle informazioni e voglio ringraziare da parte mia ma anche da parte di tutti quanti i colleghi tantissimo per il vostro lavoro. Grazie a lei, in bocca al lupo insomma per la sua attività, grazie Marino, grazie e buona serata. Grazie a voi, saluti. E purtroppo, come sapete, ci sono anche moltissimi italiani che sono dovuti rimanere nei paesi dove erano andati perché, insomma, quando poi è scoppiata questa emergenza sanitaria non hanno potuto far rientro in Italia. Fra questi abbiamo la testimonianza di un padovano che a causa proprio dell'emergenza è rimasto insomma, da 2 mesi bloccato in Thailandia, posto sicuramente bellissimo, ma lui stesso ci dice, insomma, mi manca l'Italia, mi manca insomma la mia famiglia e la mia casa. Sentiamolo. In questo momento mi trovo letteralmente isolato in un'isola della Thailandia
Non ho possibilità di uscire da qui in quanto l'aeroporto è stato chiuso già da circa un mese. Io sono qui da poco più di 2 mesi e ho deciso di restare qui fermo perché viaggiare mi porterebbe ad espormi a rischi di contagio. Enrico, 32enne, modello padovano, ex valletto di Forum, sta vivendo la quarantena isolato in Thailandia. La famiglia vive qui in provincia di Padova, ma per Enrico tornare a casa è troppo rischioso e così ha deciso di rimanere nella piccola isola dell'arcipelago thailandese. Qui infatti ci sono stati solo 7 contagi e sono già tutti guariti. Qui abbiamo la fortuna di poter uscire da casa, ovviamente sempre adottando le precauzioni, quindi mascherina, guanti e distanze di sicurezza. Sono fortunato, lo devo ammettere, sono in un paradiso, però ovviamente sempre lontano da casa, lontano dalla mamma Italia. Qui manca molto e spero di tornare presto. Approfitto per ringraziare il presidente Zaia per il lavoro che sta facendo e sono fiero dei veneti e anche del resto d'Italia. Rimaniamo anche a Padova perché ogni comune sta cercando di aiutare, come avete potuto sentire, insomma, i propri commercianti, i propri negozi, insomma, quelli che riaprono e quelli che riapriranno in un secondo momento. Ad esempio a Cittadella ci sono sanificatori dell'aria per uffici pubblici e negozi e appunto il Comune di Cittadella li mette a disposizione proprio del territorio. Sentiamo. Alcuni negozi hanno riaperto, altri potranno farlo, ma l'obiettivo del comune resta la sicurezza. Per questo, per facilitare la riapertura, a Cittadella l'amministrazione ha acquistato alcune apparecchiature per la sanificazione dell'aria in ambienti chiusi, che saranno messe a disposizione delle attività del territorio. Si tratta di apparecchiature che, sulla base dello stesso principio usato per sanificare le ambulanze che trasportano pazienti Covid, trasformano l'ossigeno in ozono abbattendo la carica virale e batterica. I sanificatori saranno messi a disposizione sulla base di un apposito calendario che si sta già predisponendo. Si partirà dai negozi già aperti per proseguire con quelli ancora fermi a causa dell'emergenza. Vorrei chiudere con quanto ha detto Luca Zaia oggi in conferenza stampa riguardo proprio a questa giornata, questo 1° maggio. Dice: una festa del lavoro atipica in un simile lockdown, con la chiusura delle attività produttive si celebra la storia, la memoria, ma celebriamo anche il lavoro di chi non ce l'ha ancora, con la speranza che ritorni, e di coloro che hanno rischiato la vita in un'altra maniera. E si chiude qui la nostra edizione straordinaria. Vi lascio ora al telegiornale del Veneto. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.